partono qui davanti, 2100 sono tanti, ma sono già 3 anni. Partiti in vantaggio Ben Ries davanti a Eric The Fighter, Ercolino il Magico, Sigul Magic, Buffer, Trandrago e Ramlat. All'inizio della prima curva conduce Ben Ries davanti a Eric The Fighter, Ercolino il Magico, Sigul Magic, Buffer, Trandrago e Ramlat. Al termine della prima curva prosegue in vantaggio Ben Ries davanti a Eric The Fighter, Ercolino il Magico, Sigul Magic, Ramlat, Buffer e Trandrago. Dopo 1000 metri di corsa è sempre in vantaggio Ben Ries davanti a Eric The Fighter, Buffer, Ercolino il Magico, Sigul Magic, Ramlat e Trandrago. All'inizio della seconda curva prosegue facile in vantaggio Ben Ries davanti a Buffer, Trandrago, Eric The Fighter, Ramlat, Ercolino il Magico e Sigul Magic. Poco prima dell'ingresso in dirittura è sempre in vantaggio Ben Ries davanti a Buffer, Trandrago e Eric The Fighter. I cavalli entrano in dirittura con Ben Ries in vantaggio davanti a Eric The Fighter al suo sterno. Tra i due Buffer seguono Ramlat, Trandrago e in leggero vantaggio Ben Ries davanti a Ramlat. A centropista seguono Eric The Fighter e Buffer, in vantaggio Ben Ries attaccato all'esterno da Ramlat, seguono Eric The Fighter e Buffer, resiste Ben Ries davanti a Ramlat e Trandrago e Eric The Fighter. Ben Ries e Carletto Fiocchi praticamente da un capo all'altro, ma attenzione, Ramlat ha perso 10-15 lunghezze in partenza, avete visto poi come si è presentato in dirittura e poi nel finale chiaramente è stato un po' esausto. Metteteci un bel circoletto rosso perché la prossima la pizzicherà sicuramente. Andiamo in studio.